In questo momento in zona traguardo. Ci siamo, buongiorno. Siamo a Barletta come al solito, Barletta adesso, solamente a Barletta. Ale Maurizio! Qui abbiamo Ruggero Ragnatela, un nostro grande amico che è anche barlettano. Ruggero, buongiorno, cioè, ci puoi spiegare il tutto del... Niente, praticamente questa è l'ultima tappa del Giro Italia Ciclocross. In questo momento stanno correndo gli amatori, i master, in cui abbiamo il nostro capitano Maurizio Carrer al comando con la maglia rosa e penso che oggi l'abbia conquistata definitivamente in questa sua prima posizione assoluta. Manca un giro al termine della sua fascia Master 4 e poi dopo correranno gli esordienti e gli juniorers e poi alle ore 15 partiranno i professionisti. La categoria regina di questo Giro d'Italia e sono rimasti tutti affascinati dal castello e da tutto lo scenario che si svolge in questa splendida location. Niente, è fantastico ragazzi, l'organizzazione e soprattutto chi ci ha messo la faccia, Maurizio Carrer, organizzatore di questa bellissima manifestazione. Buongiorno a tutti, Barlet e Aves. Grazie, buona giornata, ciao, grazie. Ciao. Niente, qui c'è un altro amico che lui è anche giornalista, è un nostro anche collaboratore. Massimo Folcarelli, leader di questa fa sempre bene per la nostra città, no? Fa sempre bene, assolutamente sì. Che andrà probabilmente a chiudere il penso che il pomeriggio sarà molto Giro difficile. d'Italia Ciclocross con 6 successi su 6 manifestazioni, dunque una classifica a punteggio pieno con 180 punti. Lui è già... Ciao, buona giornata, ciao. Ci facciamo un giro? Sì. Facciamo vedere. È bellissimo. Poi molti hanno apprezzato. Ma stai a scherzare? Perché vedete, salgono a piedi, poi da giù, vediamo se riusciamo a riprendere. Corrono, poi dalla salita che sta, vedete, da giù corrono, poi arrivano qua, facciamo vedere. Il campione europeo della specialità, il campione europeo di Tabor. Provengono da tutta Italia, anche dall'estero. Sono venuti un sacco di gente e hanno apprezzato parecchio. Mi hanno detto che sono venuti dall'Emilia Romagna, dalla Calabria, dagli Appennini, Torino. Sì, ma anche dall'estero. Questo è uno vedi che è lavoroso, cioè. È pesante. Cerchiamo di farle vedere, andiamo nell'opera. Massimo Folcarelli che ci ha abituato alle sue fughe in perfetta solitudine. L'arrivo del dominatore della categoria Master fascia 1, Massimo Folcarelli. Dunque Folcarelli è il vincitore del Giro d'Italia Ciclocross. Lello, poi veramente comunque apprezzano molto il paesaggio, come hanno detto, mare, castello, cattedrale, centro storico, vero? Caracciolo con 114 lunghezze e a Ruggero con sì, fa crescere comunque la città di Barletta. Vogliamo andare di là? Tutte queste cose sono Massimo Folcarelli conquista 6 vittorie su 6 prove del Giro. Ci siamo ormai alle battute finali anche per i più immediati inseguitori di Massimo Folcarelli. Va a chiudere in seconda posizione con il dorsale 17 Francesco Acquaviva che precede Leonardo Caracciolo. Questo è il podio ma stanno facendo il per giro. quel che riguarda i Master fascia 1. Attendiamo invece il dominatore della prova dei Master fascia 2, nonché organizzatore di fai vedere questa bellissima evento, questa cartolina, questa è l'ultima tappa del Giro d'Italia Ciclocross.
Nello, ti faccio io una domanda. Dopo il calcio, visto che tu sei un appassionato di calcio come tutti quanti, qual è lo sport che ti piace di più? Il basket. Il basket? Il basket, me ne vado forse più del calcio. È vero? Quando lo vedo dal vivo mi emoziona più del calcio, si deve essere sincero. Proprio è uno sport che devi lavorare, perché se non lavori... Non sapevo di questa passione tua per il basket. Io quando stavo il Barletta in Serie B di femminile, Serie A2, io mi sono fatto le trasferte e non vedevo il Barletta per vedere il basket, perché le partite belle siamo stati a Roma con le forze armate, una partita bellissima, perché facevamo i playoff, una cosa bellissima. Spostiamoci che non si sente. Ciao ciao. Nel frattempo facciamo vedere e poi diciamo qualcosa di noi. Per festeggiare insieme a lui il successo del Giro d'Italia Ciclocross, per ringraziarlo per averci ospitato in questa splendida città, in questa splendida location. Sentite? Sta salutando amici e compagni di squadra, si prepara tutte a ricevere l'applauso di Barletta, Luigi Turner, che va a pensare il successo tra i Francesco Grande, che cosa è errore? al suo impedimento in precedenza era Vediamo se becchiamo Michele Francavilla, un applauso barlettano che fa parte anche dell'organizzazione, una bellissima, e lui ci teneva tantissimo a farla qua a Barletta, la tappa, e ci è riuscito grazie agli altri collaboratori suoi che non Qua so. parliamo della finale del Giro d'Italia di questa categoria. Ora ci saranno i ragazzini, ci saranno i juniore. Categoria Master Quindi Nello, parlavi di questa tua passione per il basket pure. Sì, molto, mi piace tanto. Però ora a grandi livelli, sinceramente. Cioè, quando vedo che la partita, anche di Serie D, però che la partita è un punto a un punto. È bello, mi piace assai. in terza posizione intanto un fortunato Gianfranco Magnuzzo, ma anche lui è stato protagonista di questo Giro d'Italia Ciclocross. Intanto invito i ciclisti della categoria G6 a portarsi in zona partenza al termine delle prova master. Ci sarà la chiamata per l'ingresso in griglia categoria G6. Arrivo speciale, mano nella mano, il segno comunque una amicizia. Il ciclismo, il ciclocross non è soltanto agonismo, ma è anche un momento di amicizia, un momento per lo spettacolo è poi condividere il resto dei momenti che solo il ciclismo sa offrire ai suoi appassionati. Siamo ormai alle battute finali della prova master per quel che riguarda questa prova di apertura dell'ultima tappa del Giro d'Italia Ciclocross. Abbiamo già sottolineato i successi di Massimo Folcarelli tra i fascia 1, Luigi Carrer per quel che riguarda in fascia 2, Sabrina Di Lorenzo per le Master Women, per le ragazze. Rinnovo l'invito ai ciclisti della categoria G6 a portarsi in zona partenza al termine delle prove master. Ci sarà la chiamata per l'ingresso in griglia.
Vedi che organizzazione, Peppe, tutti organizzati. Ah, molto bella, precisa. Vogliamo dare il saluto visto che ora si è fermato. Vai. A lei? Siamo di Barletta, non so se lo conosci. Barletta? E basta, si dice Avesta. Siamo la pagina più seguita a Barletta. Stiamo facendo un bel servizio per voi. Avest? Avest. E vogliamo dare il benvenuto a Barletta e grazie per come ce la stai Raccontando. bella, una bella location, mi piace. Sì, fantastico. Beh, il castello è Bellissimo. bellissimo. Anche se noi veniamo da Rumble, che è un'altra bella terra. Ah. Bellissimo. Ascolta, ma c'è anche Wispedi. Il castello è bello e poi la manifestazione è molto partecipata, sono oltre 400 persone, tappa di chiusura del giro, perciò qui si vince il giro E si fa la storia. è una bellissima location. È una bellissima pagina per Barletta. Esatto, voi siete abituati ormai a ospitare bellissime manifestazioni, soprattutto qui a Barletta, ma anche un po' in tutta la Puglia, visto Vito di Tano e compagnia. Ti ringraziamo. Grazie. Che Buona giornata e buon lavoro. Avete sentito, Lello? Queste sono le soddisfazioni che Barletta si può fare tantissimo, perché vedete anche dall'Umbria ci dicono che è una bellissima città, siete abituati. Infatti una bella organizzazione, abbiamo sentito. Ma questi Fa piacere, ti riempiono di orgoglio queste sono le parole. cose belle, sicuramente. Ti riempiono di orgoglio proprio. Ovviamente lui ha detto il castello è bellissimo, lui poi viene da una terra, l'Umbria, piena È di bellissimo. storia. Cioè, c'è Corrà. Vediamo se sta il nostro amico. Se becchiamo. Ora ci sarà il percorso per i ragazzini. La verniciata devi servire, sai, ciclocross, tanti grazie. Lello, noi dobbiamo dire che questo qua, Vedi, infatti, anche le ragazze, vedi? vengono dall'Umbria, cioè, come ha detto l'amico, da ovunque vengono. Vedi la signora. Grazie. Io vengo da Sabaudia. Ah, Questa è una pagina Facebook di Barletta. Ah, ok. è una delle più seguite. Ciao a tutti, amici di Barletta. Ciao, grazie, ciao. Vedi che bella. Il signore è stanco, è stanchissimo dopo questa bella lavorata. Ah, ok, chiedi. Li stiamo in diretta su Barletta Vest, una delle pagine più seguite. Mangi, ma dove vai? Complimenti, diciamo in diretta. Sì. Complimenti per aver rinnovato la tua maglia rosa, vuol dire che sei un grande. Ti piace Barletta? Ti piace questa tappa? Barletta mi prende nel cuore perché c'ho mia moglie che è di Barletta, quindi l'ho vissuta con passione, è una bella città e qui nel Fossato trovare questo bel scenario di organizzare un evento, quello che è il ciclocross, è una doppia soddisfazione. Poi organizzarla e vincere anche auguri, ringrazio i sponsor di Barletta, ringrazio l'amministrazione, ringrazio i volontari che hanno dato modo che questo bel evento abbia un grande futuro. Grazie, auguri, buona giornata. Avete visto? Guardate. Oh, veramente. Tante cose che non si sanno. Abbiamo visto, Lello, che vengono un po' dappertutto e la trovano molto bella la città, la trovano. È la cosa principale, è quella che oggi Barletta viene vista da altre persone che non conoscono. Ora ci sarà la partenza dei ragazzini. È bello perché comunque ci stanno facendo capire, cioè sta girando un po' l'economia, perché questi qua comunque devono fare un panino, un caffè, quindi. Bravissimo, hai detto giusto. Quindi gira anche ed è positivo, conosceranno Barletta. Prendiamo la partenza dei ragazzi della categoria juniore, se l'ho detto giusto. Ciao.
belle ragazzini che ora... La sana competizione. Sì. Vediamo la partenza, poi ci facciamo un altro bel giretto. Allora invitiamo nuovamente tutti i ciclisti che stanno calando sulla di gara ad abbandonare il tracciato di gara. Tra poco ci sarà la partenza della prova ricevuta alla categoria C6. Sono in griglia i 20 protagonisti della categoria G6, tra poco la partenza. La preparazione, visto? Sì. Sentiamo bello cosa dicono, dici qualcosa. Sono due giri che i ciclisti della categoria G6 andranno a compiere. 1 minuto al via, i responsabili della SD. Vedi? Preziosa mano organizzativa, Giro d'Italia 5. Ormai è imminente il via della prova riservata alla categoria C6. Quelli sono i ragazzi, queste le ragazze. Passeranno anche le ragazze della categoria C6. Bellissimo, bellissimo. Vediamo se riusciamo a intervistare qualcun altro lì. Ma tu mi hai inviato delle cose. Quello mi ha chiamato a 17. Bello, 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 dai. Vediamo se riusciamo a intervistare qualcun altro di fuori che ci può dire qualcosa. Sei laureato quel ragazzo? Senti le voci, ragazzi. Chiediamo a qualcuno che non è di fuori. Invitiamo intanto i ciclisti della categoria esordienti a portarsi in buona partenza alla termine della prova riservata alla categoria G6. Ricordo sono due giri che andranno a compiere i ciclisti della categoria G6. Ci sarà la partenza della prova riservata alla categoria esordienti maschile e femminile, pertanto invitiamo i ciclisti che appartengono a questa categoria di portarsi in zona partenza. Vedi, qui ci sarà la propagazione con la corsa di Barletta. Ricordiamo che la gara che si sta svolgendo in questo momento è una prova promozionale, categoria G6, 12 anni
di età per loro, pertanto invitiamo tutti i presenti ai lati del tracciato di gara ad applaudire questi giovani ciclisti, coloro che si avvicinano al mondo delle avere una location del genere è qualcosa di spettacolare, vedi? Passeggiare sul protagonisti del Giro d'Italia Ciclocross. che poi inizia il pesante, che devono salire. Vedete? Era possibile invitare Mario Forzini, il responsabile del cerimoniale di premiazione di questo Giro d'Italia. Mamma mia, pesante. Poi è positivo che viene bloccato nuovamente il traffico oggi. Beh, è un buongiorno insolito oggi, dai. È un buongiorno italiano. Italiano e sportivo più che altro. Vi auguriamo una buonissima giornata, un buon 23 antivigilia. Speriamo che nei cuori di tutti quanti noi esce qualcosa di sano, genuino, come sempre. Vi auguriamo un buon Natale a chi per vari motivi non ci ascolterà oggi e domani, perché c'è chi sta in viaggio, chi lo lascia proprio a Facebook, proprio perché questi giorni ti intasano di auguri, messaggi e uno non ce la fa neanche a star dietro. Io dico solo questo, che avere una pagina come Barletta Vest con tante persone che ti riempie la bocca a 30.000, quasi 31.000 persone che ti seguono, io dico grazie e vi auguro un buon sabato. Alla prossima. Oggi alle 15 sarà la finale e ci saremo, io ci sarò perché la voglio vedere. Vi auguro il meglio del meglio, buongiorno. Grazie a Peppe Di Bari. Grazie a voi. Ciao a tutti. Buona giornata.